Dalla bibliografia della Maratona di Lettura, il Veneto Leggio 2020, sezione 12-18, curata dalla Biblioteca di Montebelluna, ho scelto questo libro, Casa del Tempo, con le illustrazioni di Roberto Innocenti e i testi di Roberto Piumini. Quando si dice che le parole sono pietre, ci si riferisce alle parole violente. Ma se sono le pietre ad essere parole, e se sono le pietre parole di una casa, non fanno nessuna violenza, al massimo la subiscono. Attraverso le illustrazioni di Roberto Innocenti e i versi di Roberto Piumini la casa si racconta. Racconta un pezzo della sua storia, tra l'inizio del 1900 e il 1970. Cambiano i periodi storici, cambiano le stagioni, cambiano le persone e gli animali che la abitano, ma la casa resta con le sue trasformazioni. Le parole pietre colpiscono, distruggono. Le pietre parole accolgono, ricordano. Le pietre parole sono stabili, pacifiche, fedeli, accoglienti e testimoniali. Sono dunque come le parole della poesia. Buona lettura da Oreste Sabadì e attenzione ai dettagli.